Eder. Mac Pallister. Nel caso di Liliana Resinovic, la storia dei sacchi neri apre un nuovo fronte, stavolta non solo investigativo ma anche giudiziario, con il fratello Sergio pronto a portare in procura il ristoratore che sostiene di aver consegnato quei sacchi a Lilli mesi prima della scomparsa. Al centro ci sono due protagonisti. Da una parte Alfonso Buonocore, ex titolare della pizzeria Delfino di Via Nordio, dall'altra Sergio Resinovic, fratello della vittima. Il primo è l'uomo che negli ultimi giorni ha raccontato ai giornali e alle televisioni che Liliana, tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 2021, sarebbe entrata nel suo locale per chiedergli dei sacchi neri per l'immondizia, identici o molto simili a quelli in cui verrà ritrovato il corpo nel boschetto dell'ex op di San Giovanni il 5 gennaio del 2022. Secondo la sua ricostruzione, Buonocore avrebbe detto che Lilli si era presentata una prima volta mentre lui stava portando fuori i rifiuti, chiedendogli se poteva venderle un sacco nero. Lui sarebbe andato in magazzino, gliene avrebbe dato uno, e il giorno dopo la donna sarebbe tornata a chiedergliene un secondo, pagando complessivamente pochi centesimi e raccomandandogli, sempre a suo dire, di non parlarne al marito. Quel racconto, inizialmente emerso attraverso un audio registrato in casa di Sebastiano Visintin, nasce da una visita che l'ex pizzaiolo ha fatto di recente all'abitazione di Via del Verrocchio. Suona il campanello, entra in cucina e, secondo quanto ricostruito, apre la conversazione dicendo di dover parlare della moglie. È in quel contesto che riferisce al marito la storia dei sacchi, mentre il telefono di Visintin registra l'intero dialogo. A distanza di pochi giorni da quella scena, i quotidiani locali presentano Buonocore come il pizzaiolo del caso Resinovic e rilanciano con un nuovo tassello. L'uomo sostiene di avere segnalato a un carabiniere l'episodio dei sacchi neri già tempo fa, ricevendo però una risposta di sostanziale dissuasione, sintetizzabile in un invito a lasciar perdere. L'intervista, in versione anche audio, ruota attorno a due domande chiave. Perché l'ex ristoratore ha aspettato quasi 4 anni prima di bussare alla porta di Sebastiano e perché il dettaglio sarebbe rimasto finora fuori dai tracciati ufficiali delle indagini, pur essendo, nella sua prospettiva, collegato a un elemento centrale dell'intero caso, cioè i sacchi in cui è stato rinvenuto il corpo di Liliana. È qui che entra in scena la reazione durissima di Sergio Resinovic. In dichiarazioni riprese dalla stampa, il fratello di Liliana parla esplicitamente di farsa, denuncia la mancanza di rispetto verso la sorella, che definisce senza esitazioni vittima di un omicidio, e soprattutto individua nelle uscite di Buonocore un serio tentativo di inquinare le prove e di intralciare il corso delle indagini. Annuncia quindi che lunedì presenterà querela contro il pizzaiolo presso gli organi competenti, chiedendo alla procura di intervenire con urgenza per fermare quella che considera una manovra distorsiva del quadro probatorio. Il nucleo della contestazione di Sergio non è solo il contenuto del racconto, ma anche il tempismo e il contesto. La storia dei sacchi arriva infatti in una fase in cui il procedimento sulla morte di Liliana è tornato a concentrarsi sull'ipotesi di omicidio e sulla posizione di Sebastiano Visintin, unico indagato, dopo anni di altalene tra scenari suicidari e scenari violenti. Legare ex post 2 sacchi dell'immondizia consegnati da un ristoratore ai sacchi in cui è stato avvolto il corpo di Lilli significa di fatto inserire nella narrazione pubblica un elemento potenzialmente esplosivo, ma allo stesso tempo difficilissimo da verificare in modo oggettivo, dato il tempo trascorso e l'assenza di riscontri documentali o di tracciabilità su quella presunta compravendita da pochi centesimi. Sul piano investigativo, il racconto di Buonocore tocca una delle domande più delicate del fascicolo. Da dove vengono i sacchi in cui è stato trovato il cadavere e chi li ha materialmente procurati? Se si dà credito alla testimonianza, Liliana si sarebbe mossa in autonomia, chiedendo di acquistare sacchi identici a quelli usati poi per occultarne il corpo, e lo avrebbe fatto chiedendo anche di mantenere il segreto con il marito. Se invece si ritiene la versione inattendibile o manipolata, quella stessa narrazione entra nella categoria delle farse di cui parla Sergio, cioè di interventi capaci di spostare l'attenzione mediatica e di confondere la percezione di ciò che è davvero cristallizzato negli atti giudiziari rispetto a ciò che nasce a posteriori in salotto, davanti a un telefono che registra.
La querela annunciata dal fratello di Liliana apre quindi un ulteriore capitolo. In concreto, costringerà a verificare non solo che cosa abbia effettivamente detto Buonocore a Sebastiano Visintin e ai giornalisti, ma anche se abbia davvero informato in passato un appartenente all'Arma dei Carabinieri e che esito abbia avuto quell'eventuale segnalazione. Sarà necessario accertare se esistano annotazioni, appunti di servizio o qualsiasi traccia formale collegabile a quell'episodio, e in caso contrario valutare se il riferimento al carabiniere sia frutto di una percezione, di un colloquio informale mai formalizzato o di una ricostruzione successiva. Allo stesso tempo, le parole di Sergio mantengono il focus su un punto politico e umano, oltre che giudiziario. La richiesta di rispetto per la memoria della sorella e per un procedimento che, nelle sue intenzioni, dovrebbe basarsi su ciò che è verificabile nelle carte e nelle perizie, non sulle improvvise comparsate di testimoni che emergono anni dopo. La linea del fratello è chiara e passa dalla richiesta alla procura di intervenire con tempestività per evitare che il processo venga condizionato da elementi percepiti come scenografici e poco solidi. Dall'altra parte, Buonocore prova a presentarsi come un cittadino che ha avuto un dubbio, che dice di averlo condiviso almeno una volta con un rappresentante delle forze dell'ordine e che ora, sentendo il caso riaperto, decide di riferire direttamente al marito della donna. Saranno le verifiche successive e, se necessario, gli approfondimenti in sede giudiziaria a stabilire se il suo ruolo resterà quello di un testimone marginale o se la querela lo trasformerà a sua volta in parte di una nuova indagine parallela sulle ombre che da 4 anni gravitano intorno alla morte di Liliana Resinovic. Hai parlato dei sacchi neri a un carabiniere in servizio o un tuo amico? Un amico, che io sapevo questa faccenda dei sacchi neri, e all'inizio di fare questa segnalazione, non ho detto che hanno messo nei sacchi miei quella roba là, solo che Tu hai solo detto che hai dato dei sacchi, non che lei si è messa dentro. e basta, esatto, che io mi sono meravigliato. Lei mi ha detto di non parlare con nessuno, di non dire niente a nessuno. Hai detto che ciò fu durante il Covid. Esatto, fine novembre 2019-2020, 2019-2020, era il Covid, durante il Covid. Quindi a Trieste il Covid è partito prima che in tutto il resto d'Italia. 2020, adesso l'anno di preciso, però mi ricordo che era fine novembre. Più o meno nell'epoca del ritrovamento di Liliana? Poco dopo, 2 mesi prima, dopo. Ma allora parli del 2021? No, perché ho chiuso il 2020. Io il 2021 non ce l'avevo. Certo, tu la pizzeria l'hai chiusa a fine 2019, quindi non può essere stato tutto ciò poco prima della sparizione di Liliana che avviene nel 2021. Allora 2019-2020, Covid, c'era il Covid. Lei stavo fuori alla pizzeria. Sì, Io ho no? chiesto Sì. dov'è Sebastiano. Lei mi ha detto che è andata a parcheggiare in piazza Ospedale. Io, i sacchi neri delle scovasse, via Ginnastica sono i bottini, allora da pizzeria, quando torno e mi dice: Alfonso, mi dai un sacco nero, quei sacchi vuoti. Allora vado in magazzina e gli do questo benedetto sacco. Sì. Poi il marito, arrivano degli amici, si siedono e cenano e finisce là. Quindi la prima richiesta non ti aveva insospettito? No, all'indomani, verso 10:30, 11 di mattina, non entra dentro lei, mi chiama da fuori e io vado fuori e dico: cosa c'è, Liliana? Se mi dai un altro sacco come quello di ieri, siccome faceva freddo, dico: vieni dentro, ti offro un caffè. Lei è entrata dentro, io ho fatto il caffè e mi ha dato 50 centesimi. Dice no, dico io, lasci stare, che la prossima volta lo metti in conto a Sebastiano. E dice no, Alfonso, ti prego, non parlare, che mettevi in conto a Sebastiano alla 50 centesimi o dei sacchi neri. E da allora non li hai più visti? Non li ho più visti poi. E allora i miei amici loro. Sì, ricordiamo l'amica transgender Adriana che diventa Adriano. E comunque tu dopo non sei andato dai carabinieri, hai parlato con un amico. Ho spiegato come è la storia. Ok. Perché già tempo fa mi è successo, siccome sono in confine qua dietro. Allora spesse volte vengono su i clandestini, vengono giù, no? Allora cosa faccio? Chiamo la finanza, dico: guarda, sono i clandestini. E un paio di volte mi hanno fatto un paio di coglioni così che se io li avessi portati io, e allora diciamo, vai alla via Giulia, come si chiama, la finanza,
vai a Muggia al commissariato, quando erano, come erano vestiti, come parlavano e così. Dico, ascolta dai, e poi ho detto, "Ma fate che cazzo", perché avevo già l'esperienza di quel clandestino. Tutto. Chiudi un occhio, dico, boh, ti arrangiano loro. E solo per quello, se no andava all'inizio. Che il fatto dei sacchi neri andavo all'inizio a raccontare. Adesso forse gli inquirenti ti chiameranno. Chi? Quello che ho detto a lei lo dirò, che non so, mezzo il caffè? Acqua fresca. Dopo il fatto, appena dopo il fatto, siccome aveva diversi sacchi di quel lotto, e l'ho messo via. Poi mi sono serviti, però diciamo uno usato, l'ho recuperato. Questo personaggio sembra uscito direttamente da Ritorno al futuro perché non solo dice tutto ciò 6 anni dopo, ma addirittura dopo 6 anni conserva appositamente un sacco per cercare di dimostrare ciò che 6 anni dopo verrà a dire. Dopo circa 6 anni ti sei deciso ad andare a dire a Sebastiano che Liliana un giorno volle 2 sacchi neri. Io ho visto, dopo 4 anni, questa ancora devono decidere di come è morta sta Crista, e mi sono permesso. Sono andato a casa di Sebastiano. Liliana quindi prende dei sacchi neri nel 2019, non si sa in quale anno, un carabiniere dice poi a buon cuore di tacere. Cosa c'entra il carabiniere con tutta questa storia? Chi è il carabiniere? La procura deve organizzarsi e farsi dire primo chi è quel carabiniere che gli ha detto di non dirlo. Liliana quando sarebbe venuta in pizzeria a chiedere quei sacchi? Poi 10 mesi prima, 2020, 2019, 2020. Beh, 2019-2020 non è proprio pochi mesi prima. Tra l'altro, Buonocore chiude la sua pizzeria il 23 dicembre 2019 e inoltre si scopre che Sebastiano gli arrotava i coltelli. Cioè io ti dico sinceramente, io non è che ascoltavo le date, queste cose qua. Io ero curioso, terrorizzato da quello che lui voleva dirmi, perché lui a un certo punto è venuto a casa mia e mi dice: devo dirti qualcosa di importante di Lilli. Io ho detto: cosa diavolo dovrà dirmi questo signore? Cioè ho detto, magari ho pensato alle cose peggiori, cioè forse lui sapeva come è morta Liliana oppure conosce certe cose, capisci? Quello era il mio pensiero. Ma tu hai l'usanza di registrare tutti quelli che passano nel tuo pianerottolo? Per caso facevi parte dei guardoni del Mostro di Firenze? Perché? Perché mi è venuto spontaneo, cioè ho detto, sto qua deve dirmi qualcosa di Liliana, cosa devo fare? Avevo il telefono qua. E lui si è accorto che tu lo stavi registrando? No. E poi felicissimo ha iniziato a correre per andare verso gli inquirenti e depositare questo audio. E io sono andato già la domenica, però mi hanno detto che gli uffici sono chiusi, però per scrupolo sono andato. Sono andato lunedì e mi sono presentato, mi hanno fatto aspettare perché in questura adesso con la presenza di questi extracomunitari, una cosa e l'altra, mi hanno fatto stare mezz'ora qui, poi è venuta una dell'ufficio della mobile a prendermi, mi ha portato su, mi ha fatto sedere nella panchina fuori dall'ufficio della mobile. Ho aspettato un'ora, gli agenti erano lì, gli ho detto: scusa un attimo, io devo solo consegnarti la registrazione che ho fatto. È stata una mossa azzeccata quella di beccare Buonocore e farsi dire questa cosa? A me queste domande non le devi fare, io ho fatto quello che dovevo fare e dopo tutto il resto non mi interessa. Ma dai numeri? Io pensavo che mi stavi parlando del fatto della questura, parliamo chiaro le cose. Guarda, io ti dico, a distanza di tempo, anche sul momento così, poi io, cosa vuoi, siamo stati insieme 5 minuti e mezzo, 6, dopo lui se n'è andato. Io le ho detto grazie per avermi informato di queste cose qua e dopodiché lui se n'è andato. Secondo Sergio hai organizzato tutto tu. Non si deve neanche permettere, saranno gli inquirenti che parleranno con questo signore. Gli chiederanno perché ha aspettato 4-5 anni, capisci? A differenza di altri, ogni volta che abbiamo avuto un'informazione o un dato l'abbiamo portato agli inquirenti e lo hanno valutato, quindi io sicuramente non devo valutare la sua posizione, però ad oggi lei è indagato,
questo non vuol dire nulla. Al di là di questo, però, se fossi stato io al suo posto, visto che mi arriva una persona dopo tutto questo tempo e non si comprende, secondo lei, come è morta sua moglie, io mi sarei arrabbiato al suo posto. Perlomeno questo. Dovevi correre subito perché era un dato importante. Si doveva arrabbiare con la persona, non che l'ha salutato e quant'altro. Ma questo è un pensiero lei che non ha detto questa persona. Io ho parlato col mio avvocato. Io avrei voluto fargli tante domande. Primo, perché ha aspettato tanto tempo per venire da me. Secondo, perché non è andato degli inquirenti. E perché non gliele facevi? Ti è scappato dalla finestra? C'è solo zizzania in giro. Dopo parlerò io di Claudio. Claudio, finalmente è uscito fuori Buonocore, lo aspettavamo da anni. Ma è incredibile, questa è una bufala come tante altre che sono venute fuori. Lei andava in qualsiasi negozio con 20 euro, si prendeva il pacco da 10, cosa va a chiedere? Lei va a chiedere a uno semisconosciuto un sacco, ma neanche se giura in ginocchio sul sale non gli credo. Questa è una buffonata proprio uscita adesso per avvalorare, perché torna di nuovo, lei si è suicidata, ma provate ad andare a come diceva il buon, a commentare queste cose qua veramente mi interessa meno di zero, anche perché da come ho capito sono successe addirittura prima. E allora cosa c'entra? Cioè, e questo a me mi dà conforto nel capire che avevo ragione quando dall'inizio ho detto che questa è una cosa premeditata. Dal dicembre 2019 però Buonocore ha aspettato solo poco meno di 6 anni. E anche questo bisogna chiederlo a lui, ripeto, ho inginocchiato sul sale. Insomma, anche questa testimonianza è taroccata. Come tantissimi altri, non è mica l'unico, è farcito di fasulli tutto questo insieme qua. C'è un sacco di gente che ha raccontato buffonate di tutti i tipi. E Liliana ti ha mai parlato di Buonocore? Mai. Quando ci troviamo una volta ogni tanto, mezza ora, andremo a parlare dei sacchi neri. Ma insomma, chi è tanto idiota da pensarlo? Ma guarda, avevamo altro da parlare, cosa di quel tempo. Volevo dire una parolaccia, andremo a perdere tempo a parlare di cosa? Se uno non dice la verità io gliela faccio dire in una settimana. Lui c'è lì un pezzo di pane e un bicchiere d'acqua. Quando mi racconti tutto, bevi e mangi, altrimenti aspettiamo avanti. Anche Molinari sembrava arrampicarsi sugli specchi. Anche questo gliel'hanno messo in bocca. Qui c'è una regia occulta che sta dicendo tu dici quello, tu quello, tu quello, tu quello. Secondo me. Così mi faccio il film. Invece che andare in procura, se uno ha una novità, va da Sebastiano a dirglielo sottovoce? Non so. E Sebastiano quella mattina sembrava lì pronto che non attendesse altro che qualcuno suonasse e raccontasse di storie di sacchi neri. Come mai era pronto a registrarlo? Come uno ti suona e tu sei già pronto a registrare a partire col registratore. Come mai? Insomma, c'è un sacco di incongruenze in tutta questa storia. Ci sarà da scrivere non un libro, un'enciclopedia. Quindi Sebastiano, tu vivi registrando? Per ora stai registrando pure? È un problema mio, non suo. Io ho sempre registrato le cose che comunque mi sembravano strane. Io in quel momento lì mi sono spaventato. Quando un signore ti viene a casa tua, ti dice devo parlarti di cose importanti di Liliana, capisci? Vuol dire che c'è qualcosa che c'è sotto. Cosa avresti fatto tu? Io ho registrato. Cosa vuol dire che sono un assassino? Dai, vergognati. Deciso. Noi abbiamo, dopo la scomparsa di Liliana, 2 anni, viene fuori un'albergatrice. Dopo 3 anni viene fuori un preparatore anatomico che dice che ha rotto lui la vertebra. Adesso da quasi 4 anni viene fuori un signore che dice che ha dato i sacchi a Liliana. Io faccio un appello a questo punto, dico se c'è qualcun altro che deve dire qualcosa, che vada in procura. No? Cioè noi stiamo aspettando tutti quanti, io, anche i familiari, tutti quanti, di avere delle risposte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.